proposte di legge suggerite dalle ristrettezze di bilancio: legare le borse di studio per i corsi di specializzazione in medicina alla residenza, un periodo minimo di lavoro nella sanità veneta, ridimensionare i vertici dell'ATER, le aziende pubbliche che gestiscono gli alloggi popolari. Cifre non ne fanno i promotori della legge, ma dichiarano di avere riscontri significativi del fenomeno. Sono in parecchi a conseguire una specializzazione medica qui, nelle università di Padova e Verona, grazie a borse di studio della Regione del Veneto, per poi lavorare altrove, in aziende ospedaliere di altre regioni o all'estero. E le borse, una cinquantina l'anno, alla Regione costano 9 milioni di euro annui nell'ultimo triennio, intorno ai 200.000 euro ciascuna. Così un gruppo di consiglieri di maggioranza centrodestra presenta una proposta di legge regionale per riservare quelle borse a specializzandi che risiedono in Veneto da almeno 2 anni e vincolarli, una volta terminati gli studi specialistici, a prestare servizio nella sanità veneta per non meno di 24 mesi. In caso di inadempienza, anche solo parziale, i beneficiari dovrebbero corrispondere in proporzione una penale alla Regione. Noi vogliamo che questo nostro sapere, che è pagato con le tasse dei veneti, poi sia produttivo per almeno 24 mesi nel Veneto.